Signore e signori, buonasera. Stasera ci troviamo alla Cantina de Alfredo, siamo nel comune di Capannori, dove sta per avere inizio la presentazione della cicloteam sanginese. A questo punto passiamo alle interviste, ricordando che le immagini sono del nostro cameraman Giovanni Storai. Giovanni Vergini, titolare della 2G, uno sponsor che con l'amico Claudio continua nella sua attività. Una grandissima attività al servizio, come si legge, dal cittadino dal 1986. Sì, quest'anno stiamo festeggiando i 25 anni di attività, l'abbiamo già festeggiati e cerchiamo sempre di investire per il futuro, stiamo sempre sponsorizzando il cicloteam sanginese perché ci sembra una società seria, come siamo noi all'avanguardia con i giovani. Vedo che chi è intervenuto qui, grosso modo, li conosciamo tutti. Ecco. Sicuramente 30 ragazzi in bicicletta, hanno 30 atleti che portano avanti sulle loro maglie il nome e una pubblicità non indifferente anche a livello regionale. Sì, sì, difatti e noi siamo contenti e stiamo di anno in anno continuando a portare via un apporto al sanginese. Il vostro aiuto anche per il 2012 sicuramente sarà sempre con Claudio. Penso di sì, ecco. È diciamo un matrimonio che continua. Sì, quello senz'altro. Bene, io vi do un in bocca al lupo per la vostra attività e arrivederci a questo punto sulle strade quando c'è una manifestazione. Va bene, via, senz'altro. Grazie. Ed ora abbiamo ai nostri microfoni Simone Orsucci. Allora, qui si parla già della tua gara di domani, non si va molto avanti. Cosa pensi di fare domani alla Gran Fondo Bartali? Ma speriamo di essere là davanti, e, insomma, di essere a giocarsela sia io che gli altri ragazzi. Tanto è inutile fissare degli obiettivi precisi, se arriviamo davanti poi piano piano arrivano anche i risultati. Ecco, come sta andando questo inizio di stagione? Male, normale, senza grossi. Per ora non sono ancora riuscito a cogliere grandi risultati, non sono ancora riuscito a vincere quest'anno, però piano piano ora arrivano i mesi più caldi dove di solito vado meglio. Nicola Ramacciotti, ricordiamo, l'ex professionista, che quest'anno mi sembra che stia ritrovando una buona condizione. Sì, piano piano, perché io sai che mi diverto, diciamo, nella pausa pranzo, piano piano mi sto allenando. È 2 anni che mi hanno coinvolto in questa società, piano piano ci stiamo ritrovando noi 3 che ci siamo qui stasera, perché manca Maurizio Bacchini che è via per dei motivi familiari, e speriamo di ripetere la stagione l'anno scorso vincendo 8 corse. Insomma, per noi non è poco, ecco, considerando il tempo che tutti dedichiamo alla bici, è anche troppo. Ascolta, mi sembra che soprattutto ci sia un bell'ambiente qui al cicloteam sanginese. Sì, anche perché loro lo fanno con tanta passione da diversi anni e non ci chiedono i risultati, diciamo, assiduamente. Hanno tanto impegno, basta vedere quanta gente c'è qui stasera, è bastata una telefonata e ci siamo ritrovati tutti, ecco. Diciamo che fai anche un po' da chioccia agli altri corridori. Sì, perché qui abbiamo il nostro futuro, te lo chiamo, che è Basile. Presentacelo te, noi lo conosciamo perché le caratteristiche di questo ragazzo. Senti, io l'ho trovato un giorno per strada in bicicletta e gli ho detto ci siamo conosciuti per caso, e piano piano l'ho coinvolto, prima portandolo dal Franceschi e poi il Franceschi l'ha dirottato qui con noi, e ora io non lo so, continuerò quest'anno, poi penso, non lo so se abbandonare, e lui è il futuro insieme a Orsucci. Lui è uno scalatore, guarda com'è. Allora, sei diciamo, la struttura è da scalatore, come ti trovi? Com'è questa esperienza al cicloteam sanginese, soprattutto l'aiuto di Nicola? Una bella esperienza, e soprattutto il suo aiuto per me è importante perché mi dà tutti i giorni anche la motivazione per andare in bici, ci sentiamo quasi tutti i giorni e è anche un bel rapporto d'amicizia, oltre che in bicicletta, e sono molto contento, diciamo. Mi trovo bene con loro. Giuseppe Del Sarto, ricordiamo, presidente a livello WISP a Lucca. Questo cicloteam sanginese è una delle più belle realtà del WISP a Lucca.
Sì, è una delle migliori, anche c'ha tanti tesserati, questo mi rende soddisfatto perché ormai è già tanti anni che è con noi e questo mi dà, e poi si vede anche qui la festa stasera, credo che la dimostrazione si vede bene. Ecco, come presidente WISP approfitto dell'occasione perché mi sembra che già questa prima parte della stagione ti ha visto protagonista con tante manifestazioni e tante altre ci attendono ancora nei prossimi mesi. Sì, quest'anno sta andando anche bene perché la partecipazione alle gare al di fuori di una, che è stata un po' perché pioveva, è stata un po', ma alle altre siamo superiori ai 200 partenti a gara e questo mi fa una grossa soddisfazione. I prossimi appuntamenti quali saranno? Ci sono domattina, però è domattina ormai. E poi c'è il 26 di giugno che c'è quella classica del Ponte della Posta dove si va a Castelnuovo e il campionato provinciale anche. Quindi in bocca al lupo per un buon proseguimento e diciamo un in bocca al lupo anche al cicloteam sanginese. Senz'altro, perché si meritano, con l'impegno che ci mettono, si meritano di avere da tanti successi. Alessandro Casarosa è il segretario del cicloteam sanginese. Un impegno notevole perché gestire tanti atleti e per tante gare credo che sia veramente un impegno ormai quotidiano. Sì, è un impegno quotidiano, sono segretario da quando è stato fondato il cicloteam e di anno in anno abbiamo incrementato i nostri associati, abbiamo incrementato le vittorie, abbiamo incrementato gli sponsor, siamo soddisfattissimi e speriamo che vada sempre così. Mi sembra anche a livello organizzativo con la gara che svolgete a Sanginese avete un altro notevole impegno. Sì, l'impegno è notevole, però ci prepariamo tutti come tutti gli anni e speriamo anche per quest'anno di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Se il cicloteam sanginese svolge l'attività da tanti anni, il maggior merito di questo signore accanto a me, Stefano Silla, perché è lo sponsor con le sue aziende che è sempre vicino al cicloteam sanginese. Un bel binomio e credo che sia anche un piacere visto il gran numero di corridori e di coloro che seguono questa società. Sì, è una bella soddisfazione, ormai il gruppo è unito, siamo ormai tutti amici. L'anno scorso poi è stato anche pieno di soddisfazione, abbiamo vinto 10 Gran Fondo, mi sono anche divertito, quest'anno siamo partiti un pochino in sordina ma ci rifaremo. Però mi sembra che oltre ai risultati il bello di questa società sia la grande armonia che c'è. Sì, sicuramente è bello anche il giovedì ritrovarsi alla sede, fare un po' di sfottò, trovarci poi anche la domenica quando vanno a correre. È il gruppo ed è l'amicizia che conta. Io però le voglio fare una domanda. Lei si dice che sia appassionato anche di ragazzini, ma quando al cicloteam sanginese vedremo qualche ragazzino in bicicletta? Io spero presto, adesso mi consolo facendo qualcosa col Monte Carlo, con altre società, ma vorrei veramente che anche il sanginese pensasse ai ragazzi perché il ciclismo è bello, ma il ciclismo a livello giovanile è una cosa meravigliosa. Voglio dire anche una cosa, sembra che questo essere vicini con le sue aziende al cicloteam sanginese abbia portato anche bene, no? Le sue aziende sono cresciute, credo che sia soddisfatta anche in quello, è un po' di scamaramanzia. Sì, sono soddisfattissimo perché poi ho usato un po' anche le armi delle pubblicità, delle vittorie e quindi mi è servita anche per la mia azienda. Quindi ci auguriamo di vederla sempre anche gli anni prossimi accanto al cicloteam sanginese. Sicuramente. Tra gli amici del cicloteam sanginese Michele Bartoli, allora un bel gruppo di amici, ti abbiamo visto soddisfatto, ti trovi bene? Poi sicuramente, voglio dire, qua sono tutti miei compagni di uscite in bici, quindi poi più i dirigenti sono tutte persone che conosco da anni. Sono qua volentieri a fare un po' di festa, dai. Diciamo che comunque l'ambiente delle due ruote è sempre il tuo ambiente. Beh, lo è stato da 8 a 34 anni come corridore, quindi è un po' difficile dopo 26 anni distaccarsi del tutto dal ciclismo. Non ci riesco, ma credo non ci riuscirò mai, quindi la mia presenza sarà sempre un po' viva nel ciclismo. Il cicloteam sanginese è nato per merito di Claudio Andolfi, il presidente, che l'hai voluto fin dal primo momento e credo che anche stasera tu abbia la soddisfazione di vedere che tanti ti hanno seguito. Va bene, ora tutto il merito mio non è, perché siamo partiti,
il Casarosa, io, il Torelli, il Beppino Lombardi, è qui anche lui, per dire, Luca Alperra che ora non c'è, però eravamo un bel gruppetto, anche il Pisano detto così, è quello che poi offrirà il dolce a fine cena, perciò bisogna dare un po' di merito anche a lui, è un promotore del gruppo. Comunque noi in 10 anni qualche cosina siamo avanzati, di 15-20 che eravamo siamo arrivati a 110, ora ci siamo un po' rimessi un po' più stretti, siamo una 60ina e si va avanti meglio che si può. Però mi sembra che in questi anni i risultati sono venuti e anche quest'anno già, nonostante non siate partiti benissimo, però già qualche buon risultato è venuto. Sì, ma noi i risultati nell'arco di questi 10 anni qui non ce l'aspettavamo, tutti quelli che abbiamo avuto, da Timothy Johnson al Cuffia, al Bachini ora, all'Orsucci, al Ramacciotti, al Vaccari che ha fatto più vittorie di lui che non si sa, ma moltissime vittorie ha fatto, perciò bisogna portare a tutti questi corridori un elogio per aver portato il Sangiinese molto in alto. Dicevo, quest'anno l'attività è cominciata con un successo di Bachini, poi purtroppo Bachini ha avuto un incidente e diciamo non ha potuto sfruttare il buon momento che aveva. No, dopo 2 giorni che aveva vinto a Cecina ha avuto subito un incidente che l'hanno potato una macchina e a quel punto è stato fra l'ospedale e tutto, è stato fermo un mese passato, perciò tutta la preparazione che aveva e tutto è saltata. Allora dicevo, il programma della stagione comunque mi sembra che vada avanti, un bel gruppo e sicuramente verranno anche quest'anno risultati. Si spera che continui a venire fuori un po' di risultati buoni, ma non sa quell'assillo di dire noi bisogna vincere o roba del genere. Noi prima di tutto bisogna divertirci, poi se viene la vittoria bene, però sulla Nove Colli quest'anno ci si ripunta, perché l'Orsucci un buon acuto l'anno scorso l'ha dato e speriamo che qualcuno di quei 4 lì ce la faccia ridarne un altro acutino. E questo diciamo sarebbe il fiore all'occhiello della stagione 2011? Ma non mettiamo limiti. Grazie vero. No, un attimo, io volevo ringraziare tutti gli sponsor perché senza quelli non si può andare avanti. Oltre il signor Silla con le sue ditte, bisogna menzionare anche la Proxima, che è una ditta che noi ci affidiamo molto, la Idroterme, la Legname Andolfi, la TGF, tutte le ditte che abbiamo sulla maglia, ora la 2G Meccanica, non vorrei scordarmene qualcheduna, ma sono abbastanza, però sono molto importanti, perciò un grazie a tutti i nostri sponsor e grazie a tutti i corridori del cicloteam sangiinese. Tra i vari settori del ciclismo che segue il cicloteam sangiinese c'è anche la mountain bike e ho qui accanto a me Gildo Baldocchi che è diciamo, l'esperto di mountain bike, non solo, ma anche colui che porta i risultati al cicloteam sangiinese. Sì, qualcosetta dai, l'altro anno ho vinto 3 corse di primo di categoria, quest'anno ho già fatto un secondo posto. E ora insomma il bello della stagione sta iniziando ora, siamo in pochi perché la stragrande maggioranza degli atleti cura più la bici da strada, però siamo in 5-6 persone ecco, che si fa la specifica del fuoristrada. Ecco. Devo dire che negli ultimi anni il mountain bike è cresciuto notevolmente, c'è grande interesse e credo che soprattutto sia una grande fatica fare il mountain bike. Sì, si viaggia sempre da soli, le condizioni meteorologiche sono quelle che condizionano la gara, le forze e tutto, però perlomeno non sono calate ecco, le presenze, specialmente alle gare importanti, le Gran Fondo, che insomma ce ne sono tante qui in Toscana, le colline, la Coppa Toscana, tanti partecipanti veramente. Qual è la sua specialità particolare in mountain bike? In salita e in discesa, qual è la specialità sua? Me la cavo bene in salita e in discesa, la pianura è la cosa che non mi piace.
Wow.